Ben ritrovati con Televideo Agrigento, il vostro salotto settimanale Target. Voglio iniziare subito la seconda puntata di questa nuova stagione. Desidererei che Marco, il mio cameraman, inquadrasse unitamente gli altri due ospiti. Sono Salvatore Sciacca e Giuseppe Pitruzzella, dicevamo compagni nella vita e anche compagni nel lavoro musicale. In realtà quelli che sta inquadrando Marco sono tre, no? Salvatore, ci siamo quasi? Siamo quasi, ormai siamo agli sgoccioli. Ecografie, cose tutto a posto? Tutto bene, ringraziando il Sappiamo Signore. di che cosa si tratta? Si tratta della quarta femminuccia. Della quarta femminuccia? Evviva le donne allora! Sono beato fra le donne, come si suol dire. Conosco Salvatore Sciacca da tantissimo tempo, da quando insomma era ragazzino, ha iniziato a strimbellare la chitarra col gruppo folcloristico, poi con gli amici, e da lì poi insomma il percorso musicale, di studio forte, intenso, di preparazione, che lo ha portato, oltre a essere un insegnante di musica a scuola, anche uno dei più bravi chitarristi della Sicilia. Bontà tua. E non solo, no, è una qualità che in molti ti riconoscono. E voglio partire proprio dall'ultimo lavoro, che si chiama L'Essenziale. Ti disturbo, Marco, magari per inquadrare la copertina di questo CD che Salvatore ha realizzato unitamente a Giusy. Partiamo proprio da questo, come nasce l'ispirazione, quali sono i contenuti? Sì, questo disco diciamo che è frutto di un'esperienza, di un cammino di fede che ha fatto nascere in me il desiderio, direi anche quasi il bisogno, di comporre delle musiche originali per il Signore. L'ho intitolato L'Essenziale, perché per me oggi, dopo tanti anni di attività, come tu ben sai, per me oggi l'essenziale è fare musica per il Signore. Trovo un appagamento particolare, speciale. La musica che diventa preghiera e la preghiera che diventa musica. Si crea c'è un'alchimia, un connubio veramente straordinario. Da sempre, insomma, la preghiera è musica, non solo nella religione cristiana e cattolica, ma praticamente in quasi tutte le altre religioni, il contatto con Dio attraverso la musica, attraverso il canto, attraverso il ballo, forse è più diretto, no? Diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. Prega due volte. Sì. Ma per fare una musica, diciamo così, religiosa, ci vuole una predisposizione di fede particolare, no? Ecco, non bisogna solo essere bravo musicista, ma bisogna anche avere dentro questo spirito, no? Questa necessità. Bene, onestamente devo ringraziare mia moglie, perché quando io l'ho conosciuta già lei faceva un cammino di fede, andava regolarmente a messa. E la cosa che mi sorprendeva di lei era il modo in cui affrontava le difficoltà, la serenità, attraverso la preghiera, attraverso la fede. Era una cosa che veramente mi lasciava sempre stupito, no? E da lì giustamente ho detto: questa è una cosa buona, cioè voglio dire, cerco anch'io di intraprendere questo cammino. Ho iniziato anch'io ad andare a messa la domenica, abbiamo fatto anche dei pellegrinaggi a Meciugori, e lì insomma sono state delle esperienze fortissime, e da lì notavo che, leggendo anche il passo del Vangelo, no? Il Signore che dà dei talenti, notavo che il mio talento è appunto quello della musica. E lo hai messo a servizio di Dio, allora? E da lì, diciamo, nasce un po' la svolta artistica, no? Quella di proiettarmi nel fare musica per il Signore. Giusy, certo che quando uno va in chiesa, specialmente quando ha una bella voce come te, è spontaneo, no? che venga utilizzata per animare la celebrazione eucaristica. Il tuo essere cantante nasce da questo? Ti avvicini il microfono? Sì, il mio essere cantante nasce proprio da questo. Ero piccola e avevo come padre spirituale Don Padre Veneziano, Don Giuseppe Veneziano. Ci ha inculcato questo amore per la musica nel pregare il Signore attraverso la musica. L'emozione per me è indescrivibile. Posso fare la differenza quando canto canzoni così, diciamo, normali, di cioè, genere canzoni, vario, sì. così. Invece normali. Quando canti canzoni religiose esce qualcosa di più. Sì, entro in estasi, entro
un'altra dimensione, ecco. Io ti conosco anche come percorso musicale, credo che qualche anno fa voi avevate anche un gruppo di Sole Donne, sì, vero? sì, Uno sì, dei Sole Donne, sì, Pantheon. musicisti e cantanti, no? Sì, sì, il Pantheon. Pantheon, Ma anche me lo loro ricordo. hanno avuto un percorso spirituale insieme a me e quindi abbiamo camminato Di pari passo, pari passo, di sì. pari passo. E come dicevo a Salvatore, dico, oltre ad avere, no, no, sempre per Giussi, oltre ad avere la qualità, ecco, della voce, come dici tu, bisogna avere una spiritualità. E quindi avete accumulato il talento alla realizzazione di questo CD che vuole che cosa? Esaltare la preghiera con il canto, allora, giusto? Sì, 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 ma io sono convinta che qui c'è la mano di Dio perché noi umani non possiamo, cioè siamo limitati, ecco, ci vuole qualcosa di più. Un'ispirazione anche nella canzone, sì, 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 nel sì. produrre testi, nel produrre Sì, le sì, musiche. questo proprio l'autore è lui e di questi brani, e infatti musica, testi, io sono solo l'interprete. Solo ho messo- l'interprete. Ah, sì. Salvatore, no, io credevo che tu avessi messo soltanto la parte musicale, anche la parte scritta, sì, il microfono. Sì, gli però. arrangiamenti, tutto. Sì. Beh, in realtà la prima parte del disco, diciamo che ascoltandola ti proietta verso un clima di raccoglimento, di preghiera. Infatti il primo brano è un canto allo Spirito Santo, poi c'è il Padre Nostro, l'Ave Maria, che sono dei testi già originali, lì non ho messo il testo come anche il Magnificat. Cioè, Poi hai preso già il testo del però Padre con Nostro e l'ho la musicato. musica arrangiata da sì, te. un po' come ha fatto pure come ha fatto Gounod, Schubert, Sì, sì, sì. insomma. La seconda parte del disco invece è costituita da brani un attimino più movimentati. Ci sono brani tipo pop, Arrivo lui è un brano che a breve canterà Giussi, è un brano che già è un po' fancheggiante, ci sono dei brani un po' reggae, spagnoleggianti, insomma ho cercato di dare la possibilità di rendere il disco fruibile a qualsiasi fascia di età. Don Giuseppe, è vero allora che la musica e il canto ci avvicina di più a Dio? Ma certamente, non è una scoperta del cristianesimo. Già tempo del Vecchio Testamento, nella Bibbia abbiamo 150 salmi, 150 canti. La musica, il canto, anche senza accompagnato dagli strumenti, è stata sempre fondamentale nella liturgia cristiana e credo anche nelle altre religioni. E poi sentire questo Perciò percorso, giustamente, diciamo, come si accennava all'inizio, Sant'Agostino, che ne capiva abbastanza, disse: chi canta bene prega 2 volte, perché nel cantare è il modo di pensare lentamente sulle parole che vengono scandite con il canto. Quasi ci immedesimiamo, diventiamo padroni di quel messaggio che le parole trasmettono. e poi le cose belle dette da Salvatore Giussi, cioè di mettere questo loro talento a disposizione della preghiera, in questo percorso di fede. Io credo che bisogna, essere riconoscenti, ringraziarli. Poi, una coppia di sposi giovani, così io immagino pieni di speranza, 4 figli oggi. È una cosa bella, veramente. Non so, la signora si svolge un'attività, ma lui soltanto con Badare a attività 4 figli, insomma. e poi non può fare altre attività, manco 4 figli, di insegnante. Io che ho fatto, anche avuto l'esperienza di insegnare, di fare da viceprese, capisco che cosa può guadagnare e come devono darsi da fare per andare avanti. Bene, Salvatore, allora Realmente. dicevi che Giussi ci farà sentire qualche brano di questo lavoro. Il primo brano che vi farà sentire Giussi è un canto alla Madonna dal titolo Giovane Donna. Chiederei di prestare particolare attenzione al testo. Bene, Ok. allora Giussi guadagna il centro del nostro palco, tu e la tua bimba, magari poi ci direte se avete scelto il nome, me lo dici dopo, va bene? Allora, dall'album Essenziale, musiche originali di Salvatore Sciacca, Giussi Pitruzzella con Giovane Donna. Giovane donna
fermata l'immensità. Il tuo respiro ha dato gioia al tuo Dio, che nel tuo grembo ha dormito in santità, custodito da sua figlia e madre sua. Giovane donna, il tuo cammino è stato lungo e sofferente, ma nel tuo cuore una luce ti guidava, ti sosteneva la presenza del tuo figlio che tanto amavi, come oggi ami noi. Giovane donna, tu regina, vita, dolcezza infinita, tu sei la stella che ci guida verso il figlio tuo Gesù. Giovane donna, hai visto crescere il figlio tuo Gesù, tu l'hai accudito con amore infinito, gli hai dato gioia e tanta serenità che solo tu, Madre Celeste, potevi dare. Giovane donna, tu sei la madre dell'intera umanità, nostro rifugio, nostra gioia e speranza. Prega per noi, prega per noi. Giovane donna, madre del tuo Dio, giovane donna, tu regina, vita, dolcezza infinita, tu sei la stella che ci guida verso il figlio tuo Gesù. Giovane donna, tu regina, vita, dolcezza infinita, tu sei la stella che ci guida verso il figlio tuo Gesù, verso il figlio tuo Gesù, tuo Gesù. Brava, brava Giusy. Salvatore, ci dici se avete scelto il nome già della quarta? Si chiamerà Serena. Le altre tre invece? La prima Elisea, la seconda Carola, la terza Noemi. Ci stanno vedendo? Sì, certo. Le salutiamo, Sono tutte allora, le salutiamo. davanti. Bene. Quale migliore aggancio di questa canzone cantata da Giusy per quelle che è l'attività, il pensiero e anche l'azione portata avanti dal CAV, il Centro Aiuto alla Vita di Agrigento. Per concludere ai nostri musicisti e cantanti, dicevamo questo percorso di Salvatore e di Giusy, la musica e il talento a disposizione della preghiera e della religione, che naturalmente chi lo gradisce lo può ricercare, no? Lo può comprare, Salvatore. In realtà non è ancora in commercio, noi lo abbiamo spedito, anche perché il disco l'abbiamo avuto la settimana scorsa, lo abbiamo spedito al Rinnovamento dello Spirito, a Radio Maria, alle Paoline, con la speranza che insomma loro possano farlo arrivare a più gente possibile. Ecco. E sicuramente avrà il successo che merita. Chiediamo a Giusy una nuova esibizione, Salvatore. Ok. Giusy canterà un altro brano, questa volta un po' più movimentato, dal titolo Arriva Lui.
Bene, ancora una volta allora al centro del nostro studio qui a Target per presentare l'essenziale, il lavoro di Salvatore Sciacca, una musica religiosa, una musica che avvicina a Dio nell'esecuzione di Giuseppe Petruzzella. Tutto va male, sento una rabbia che si diffonde dentro me, oh, dentro me, tutti i miei sogni, i miei domani, le mie certezze, le mie speranze, vuoto ormai, oh, vuoto ormai, vuoto ormai, vuoto ormai. Arriva lui, arriva a riempire i giorni miei, a dare un senso alla mia vita, Tu mio Signore mi hai creato, mi hai donato il tuo amore, perché tutto va bene, niente va male, sento la rabbia che si dirada dentro me, oh, dentro me. Le mie certezze, le mie speranze sono lui, oh, oh, sono lui, sono lui, sono lui, ed improvviso arriva lui, arriva a riempire i giorni miei, a dare un senso alla mia vita, Tu mio Signore mi hai creato, mi hai donato il tuo amore, ed improvviso arriva lui, arriva a riempire i giorni miei, a dare un senso alla mia vita, Tu mio Signore mi hai creato, mi hai donato il tuo amore. Prego di giorno, prego di notte, trovo conforto tra le sue braccia, vivo in lui, lui vive in me. Sento il suo amore, il suo perdono, lui re del cielo, re dell'immenso, gloria a lui, oh oh, gloria a lui. Bravissimi veramente, lo dicevo quando li ho presentati, Salvatore Sciacca, uno dei veramente più grandi musicisti e chitarristi della Sicilia e non solo, e la bravura di Giuseppe Petruzzella che conosco da quando era bambina. Bene, Salvatore, devi ringraziare qualcuno che ti ha collaborato con questo lavoro? Sì, stavo quasi per dimenticare. Nel mentre dico ai nostri ospiti che come al solito per salutarci qui da Target voglio un pensiero positivo, una battuta, una riflessione, una frase insomma che ci aiuti poi ad andare avanti, a pensare positivo e a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Non proprio un discorso, anche una sola parola o una battuta. Dicevi, Salvatore. Volevo appunto ringraziare tutti i miei amici musicisti che hanno impreziosito questo mio lavoro, questo mio progetto. Grazie di cuore veramente a tutti. Bene, allora iniziamo da Giuseppe Petruzzella, il tuo pensiero positivo, il tuo buon proposito insomma per andare avanti in maniera positiva, Giuseppe. Il mio pensiero positivo è soprattutto qua, con la nostra presenza. Dio è amore e l'amore in questo caso che genera. Vorrei
intanto L'amore e la famiglia, ecco. Sì, l'amore per la famiglia, essere giustamente testimone nel portare avanti questo. Aiutatemi che sono emozionata ancora. L'hai già detto, l'amore Sì, per la famiglia, per la famiglia. e per Dio, soprattutto per la vita, ecco. Salvatore Sciacca. Bene, siate aperti alla vita, non abbiate paura. E poi Giuseppe Falzone, Agrigento punto e a capo. Io volevo soltanto fare un complimento a questa splendida coppia di ragazzi che hanno avuto la forza di fare 4 figli. E di prenderle come esempio. Ancora non si sa il domani. Allora sono contento di essere stato qua stasera, anche perché ho conosciuto una coppia di veri sposi. E questo è il tuo pensiero allora, sì, Davvero. la contentezza. Non mi sento di dire altro. Saltiamo Don Giuseppe, che poi lo prendiamo per ultimo, Angelo Marongiu e il CAV, Centro Aiuto alla Vita di Agrigento. Buona serata a tutti.